né Va ora in onda Crossroads, nuovi suoni e grandi storie. Vittorio Le Donne racconta gli artisti e le tendenze che cambiano la musica. E bentornati carissimi ascoltatori di Radio Libertà anche questa settimana per una nuova puntata di Crossroads. E per iniziare oggi, prima di andare con le nostre canzoni, ci sono delle brevi comunicazioni che volevo darvi, cioè di artisti che abbiamo mandato in onda in queste settimane che presto usciranno con dei nuovi album. Quindi inizierei ovviamente con Criston Kingfish Ingram, che tra 8 ore esatte farà uscire il suo nuovo album Hard Road. Ovviamente questo giovane fenomeno del blues. Poi sono usciti in ordine questa settimana Song to Sun degli Stoner Jesus, la band stoner ucraina che ho raccontato un paio di puntate fa. The Bestiary del gruppo sempre invece doom metal dei Castlereagh, che sono usciti la settimana scorsa con il loro nuovo album, e in questi giorni invece è uscito il nuovo album della band pop rock italiana San Levigo con il loro nuovo album Spettri, appunto. Quindi queste sono un po' di uscite che sono arrivate questa settimana e che arriveranno, che abbiamo mandato sui nostri appunto sui canali di Radio Libertà. Però ora, dopo questa breve comunicazione, ovviamente vi ricordo di scriverci e di chiamare per qualsiasi curiosità che avete su quello che manderemo in onda, e chiedo alla regia di andare immediatamente con la prima canzone. Its thorns, they'll break you when they're torn. But it's hard to deny the beauty of can't pass her by. There she goes, yeah, there she goes. And in the sunshine is where she grows. And when she's happy, everybody knows. I'm thinking of love in a crowded space. Petals of strength, blooming with grace. There she goes, yeah, there she goes. Just take a look around. The flowers grow from the ground. It seems so hard to deny. The perfect rose can't pass her by. But there she goes, yeah, there she goes. And in the sunshine is where she grows. When she's happy, everybody knows. I'm thinking of love in a crowded space. Petals of strength, blooming with grace. There she goes, yeah, there she goes. In the sunshine, where she grows. And when
when she's happy, everybody knows. I'm picking love in a crowded space, pedal to strength, moving with grace. There she goes, yeah, there she goes. Ed eccoci tornati, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, dopo questo fantastico pezzo in chiave soul di Curtis Harding che diciamo un pochettino ha iniziato la sua carriera come enfant prodige della musica soul americana, un po' visto dalla critica specializzata come un erede naturale di grandi del genere come Stevie Wonder, e che ci ha regalato con il suo ultimo album un incredibile pezzo di ispirazione soul e funky davvero, davvero incredibile. Ecco, questo pezzo appunto, There She Goes, è un'ode al mondo femminile, cioè un'ode a quello che viene vista un po' la forza e la natura femminile, appunto. Sì, la canzone va avanti come il racconto di un superamento appunto degli stereotipi che molte volte si hanno su una donna che sa essere forte e comunque mantenere la sua femminilità allo stesso tempo. Appunto utilizza più volte durante la canzone l'esempio della figura della rosa, appunto, che è come fiore, è un po' notoriamente riconosciuto come un simbolo di bellezza, però può avere anche delle sue armi, appunto, che sono le sue spine. E appunto Curtis cerca di raccontare attraverso questa figura retorica, appunto, la figura femminile, non come una figura non più vista solamente come quella che deve essere carina, accondiscendente e in un certo senso stereotipata per quelli che deve essere il suo ruolo che gli viene dato nella società, ma diventare una figura forte, autonoma, appunto indipendente. E in questo caso ci riesce assolutamente attraverso anche un modo elegante anche di utilizzare delle figure retoriche, appunto, nella canzone. E appunto oltre questo racconta appunto di quei pregiudizi e stereotipi che la società continua ad avere e che secondo la sua visione dovrebbero essere superati. E invece dal punto di vista musicale questo è un pezzo che comunque prende a piene mani quello che è il mondo del soul anni 60 e 70 e lo modernizza molto. Ecco, appunto, ovviamente l'ispirazione più grande rimane quella di Stevie Wonder, appunto probabilmente il più grande cantante e artista soul della storia, e Curtis, un po' come da suo erede spirituale, modernizza e fa suo quel sound che
è tra i più eleganti e più iconici della storia della musica, non solo americana, ma soul a livello mondiale. Ecco, un genere che comunque è sempre stato più o meno sottovalutato comunque dal mondo, più che della critica degli ascoltatori, ecco, perché magari rispetto ad altri generi è sempre rimasto in secondo piano, se non per qualche grande interprete del passato. Però rimangono comunque delle eccezioni decisamente positive e appunto Curtis è una di queste, che dimostra che è un genere che meriterebbe molto di più di quello che ha ricevuto, perché innanzitutto gli artisti che si sono approcciati a questo genere hanno sempre avuto una grandissima abilità a livello di scrittura dei testi e di creazione appunto del brano, un po' perché riesce a combinare comunque in maniera perfetta dei groove che possono essere sia decisamente ballabili, ritmi molto forsennati, con parti più eleganti e più soffici, ecco, che quasi che ti abbracciano e che ti coccolano. E in questo appunto questo brano ne è una perfetta continuazione di quello che è lo stile soprattutto di anni 60 e 70. E fatemi dire che anche a livello personale lo ritengo un gran peccato, perché oggi più vado avanti nella mia vita e più mi capita magari di frequentare locali, discoteche, luoghi così appunto dove si va anche per ascoltare musica, e la proposta musicale è quasi sempre, a mio avviso, terribile. Cioè ci sono sempre i soliti 3-4 brani ripetitivi, più viene messa musica techno così un po' a casaccio, IDM, che per carità avranno anche la loro dignità, non sono tra i miei generi preferiti, quando potresti invece provare e rischiare con dei generi che per un contesto dove magari vai lì per ballare, per ascoltare anche musica, potrebbero essere decisamente più affini. Appunto, si parla di soul, di funky, di blues, dei generi un pochettino che soprattutto qui in Italia sono sempre stati decisamente trascurati, e veramente in pochi ne portano avanti questa tradizione. Però secondo me hanno il giusto groove, il giusto piglio per poter essere anche utilizzati per musica magari con serate un po' particolari, e purtroppo vengono molto spesso ignorati. Ne parlavo anche con dei miei colleghi dei Barbari Eleganti del lunedì, appunto. Sarebbe magari bello avere un giorno una proposta musicale più seria e più rispettosa di quello che è la musica in certi locali. Poi capisco che tanti non vanno lì per altre cose, però quelli sono altri discorsi. Adesso chiedo alla regia di andare con la prossima canzone, con un bel progressive rock che parla di mitologia giapponese, quindi andiamo con Utsuro Bune dei Hollow Ship.
Ed eccoci tornati, ascoltatori di Radio Libertà, con questo pezzo strumentale in chiave progressive dei Hollow Sheep, e un pezzo che mi ha riportato alla mente, quando l'ho ascoltato tantissimo, il meraviglioso periodo degli anni 70 con il progressive rock, dove sia in Inghilterra, ma soprattutto anche qui in Italia, abbiamo avuto una parte fondamentale nello sviluppo di questo grande genere. E questa è una canzone che cerca di raccontare tutto attraverso la melodia e la musica, e si deve fare un minimo di, come dire, di ricerca per capirne appieno il significato. Appunto, il brano è ispirato a una leggenda e un mito giapponese. Appunto, e racconta la traduzione del titolo in sé vuol dire barca o nave vuota, e appunto racconta questa leggenda giapponese di questa nave, appunto, che compare dal nulla ed è vuota. Quindi gli abitanti di quest'isola che è sperduta nell'oceano si chiedono cosa possa essere questa nave, cosa possa portare. Diciamo che un po' questo mito tende a raccontare quello che è un po' la sensazione che si può avere quando si è totalmente isolati nel mondo e c'è qualcosa che ti cambia totalmente le carte in tavola, appunto. Quindi può arrivare, ti arriva questo oggetto misterioso e tu non riesci a comprendere che diciamo un po' è una metafora del mistero, di qualcosa che può essere sia meraviglioso che strano o straniante. Ed appunto un po' è sempre stata comunque una prerogativa del progressive rock poter essere anche decisamente straniante, di poter parlare di temi molto complessi, appunto, come ne hanno fatto grandissime band del passato e lo continuano a fare. Fortunatamente è un genere che dopo gli anni '80, dove era passato parecchio di moda, sta ritornando in auge. Lo ha fatto in un'altra variante, diciamo più vicina al progressive metal, con altre band come i Tool, come gli Opeth, oppure i Gojira stessi. E però anche la sua parte, diciamo, più ispirata al progressive rock, quindi a band come lo sono stati anche i Pink Floyd. Appunto, in Italia abbiamo avuto comunque tantissimi esempi di grandissime band, dalla PFM al Banco del Mutuo Soccorso, le Orme e così via. Diciamo, questo sottogenere del rock sta comunque tornando, anche questo più di moda. Tanti, grazie anche ad internet, stanno riscoprendo questo genere che, diciamo, è sempre stato un po' per palati piuttosto fini della musica. Infatti non ci ha messo molto per passare di moda, ecco. In Italia ha avuto il suo boom nella prima metà degli anni '70, qualche band è riuscita a sopravvivere, ma poi più o meno tutti si sono dovuti reinventare, ecco, in altri modi. Per fortuna non tutti in maniera orribile con i Genesis, ma quelle sono opinioni personali. Ecco, invece questa band ha ripreso quello che un po' erano gli stilemi classici del progressive, e ne hanno fatti loro, e in questo brano hanno deciso veramente di spingere al massimo con una strumentale pura, puntando tutto su quello che è il climax che si può venire a creare attraverso quello che la musica ti racconta, perché ti riesce a creare questo brano, magari passare da uno stato di ansia, di curiosità, di mistero,
Ecco, tutto questo attraverso il racconto esclusivamente musicale. Ed è comunque una scelta piuttosto coraggiosa nel 2025 dove, un po' per come ci siamo abituati, un po' per quello che è l'andazzo generale, se non ti viene sbattuto in faccia tutto, la gente magari può faticare a capire. Invece questo è proprio decisamente il contrario, cioè è proprio un darti, un primo assaggio, metterti la curiosità e poi devi fare anche tu lo sforzo per capire appieno questo brano. E secondo me questo è un esempio decisamente riuscito di una nuova generazione del progressive che, ammetto, per quanto sia un grande fan del genere, possa sembrare ripetitivo se si va troppo a imitare, come dire, i grandi c'è una tendenza ad imitare i grandi del passato e a non essere concentrati su quello che è l'evoluzione di questo genere. Anche per questo probabilmente è durato veramente poco come genere, come dire, mainstream. Ha avuto un grandissima ondata, ad esempio il Banco del Mutuo Soccorso, la PFM qui in Italia hanno venduto e hanno fatto numeri stratosferici nei primi anni '70, ma è stato poi un po' tutto come se fosse una supernova che esplode, cioè un qualcosa che è durato molto poco e che nel mainstream ha saturato subito, diciamo, con poi l'arrivo di altri generi un po' meno impegnati, come il punk da una parte e la disco dall'altra. E per quanto per tanti magari questo genere possa sembrare anche un po' troppo barocco e passato di moda, secondo me quando ci sono questi esempi di progressive fatto bene, con un'anima e anche con una discreta voglia di rendere l'ascoltatore più consapevole rispetto all'ascolto della musica, è qualcosa che diciamo mi sta molto a cuore, perché la musica secondo me è molto di più di un ascolto mentre sei in macchina e devi mettere qualcosa che sia appunto allora mettiamo un primo mix che mi esce da Spotify e buona, e neanche do un vero ascolto a quello che è la proposta. Ecco, invece qui ti impone di fare il contrario, ti impone di dover andare a fare le tue ricerche, capire da te quello che è l'offerta che ti è stata data e poi come dire, ampliare il tuo bagaglio di conoscenza musicale. Ed ecco, siamo arrivati alla fine della prima parte, andiamo con una breve pausa e torniamo tra pochissimo. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio.
Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ed eccoci tornati dopo questa breve pausa, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, e non perdiamo ulteriore tempo e andiamo immediatamente con la terza canzone di oggi, con Break the Chain dei The Bridge City Sinners. Agony seems to follow me. Why won't it let me be? Dragging me down. Memories always find a way. In the end they stay, dragging me down. It won't be long now. So hold fast, go down with the ship. Letting go gets the crack of the whip. The only constant now is change. Break the chain, break the chain. Apathy, nothing inspires me. No hope in a world so bleak, dragging me down. Bravery, afraid to face the day. Can't keep on holding this weight, dragging me down. Won't be long now. So hold fast, go down with the ship. Letting go gets the crack of the whip. The only constant now is change. Break the chain, break the chain. Days get longer, nights get shorter, the chain gets tighter, not getting younger. Live your life while the world's still turning. Soon our sheets will all be burning. Hold fast, go down with the ship. Letting go gets the crack of the whip. The only constant now is change. Break the chain, break the chain. Break the chain, break the chain. Break the chain, break the
Ed eccoci tornati, ascoltatori di Radio Libertà, dopo questo pezzo neo-folk che ci riporta un po' all'America del Midwest, quella più rurale, quella di mandolino e di natura selvaggia, appunto con i The Bridge City Sinners. Ecco, che ci raccontano un po' una canzone che parla di rottura con quello che è il passato, a discapito di uno stile molto che prende molto appunto dalla musica folk americana, quindi utilizzando strumenti appunto come il mandolino che vengono soprattutto utilizzati in quel genere folk, appunto come possono essere anche il country, appunto nella musica più tradizionale americana. Però invece ci invitano attraverso questa canzone a rompere quelli che sono le catene che ci legano al passato, soprattutto quelle che ci legano ai ricordi magari più brutti oppure meno più tristi, dove veniamo, come dire, catturati da quel mondo di insicurezze che non ci permettono di andare avanti e di vivere appieno la nostra vita, appunto. Quindi c'è questo contrasto tra una musica che rispecchia un po' quelle che sono le tradizioni del passato, soprattutto della musica americana, e per una volta trattiamo di musica tradizionale americana senza parlare di blues, e questo è un po' una prima volta, ecco, nella storia di Crossroads, dove si tratta appunto di temi di musica appunto più legata magari al country rispetto al blues. Però questo è un ottimo esempio di come si può svecchiare un genere che all'apparenza sembra molto monolitico, appunto come lo è il country stesso, senza renderlo una macchietta come purtroppo ne stanno facendo in tanti ultimamente con il pop country, dove sta mancando abbastanza di rispetto a questo genere, non lo si sta trattando con il giusto credito che merita comunque questo genere per quello che ha dato alla musica, appunto, come con grandi interpreti come possono essere Johnny Cash o Dolly Parton. E appunto questo qui invece è un perfetto esempio di come svecchiare bene un genere, di come integrare un tema che ti invita ad andare avanti con comunque rimanendo legato a quello che è una tradizione che appunto è importante soprattutto per una determinata area geografica degli Stati Uniti, appunto quella del Midwest o del sud degli Stati Uniti, appunto con la musica folk e quella country. E anche il messaggio che viene dato è sicuramente importante, che comunque quello di rompere con il passato, con quello che ci fa stare male, con quello che ci tiene legati a dei momenti di difficoltà o di brutti in generale, di andare avanti e di scoprire anche un nuovo ciclo della vita, come viene utilizzato l'esempio appunto di come la vita sia fatta di cicli naturali e che sia giusto abbracciare quelli nuovi quando quelli vecchi finiscono. Ecco, per questo appunto si è fatto questa band un grande lavoro di rispetto sia della tradizione, ma anche di portare un progressive novità in quello che è un genere parecchio ormai parecchio da rinnovare, e che se viene fatto nella maniera giusta può ancora dire la sua.
E ora invece andiamo con la quarta canzone. Anche qui ho rotto un po' con il passato, mi ero ripromesso di non portare canzoni power metal, però alla fine ho deciso di farlo perché il tema della canzone mi piaceva molto, e quindi andiamo con la quarta canzone, con Dragons Never Die dei Tyr. Some gilded tale, true lights and lords, and ties towards it. Swords, and I too want to try. Living what my will defy, but one look into his eye, I know dragons never die. Whoever said they lived happily forever after lied, for till and time go on, no matter if I fail or find the unimaginable. I'll go, and I truly want to try. Living what my will defy, but one look into his eye, I knew dragons never die. I knew dragons never die. Living what my will defy, into his eye, I knew dragons never die. My ocean soul will fly, I take to the starry sky. Dragons never die. Ed eccoci tornati, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, dopo questo viaggio tra fiordi norvegesi, draghi, mitologia norrena e chi più ne ha più ne metta. Comunque, dopo tutto, da una band che prende il nome da una delle divinità del mondo norreno, appunto Tyr, non potevamo aspettarci niente di meno, ovviamente. E appunto, come ti stavo dicendo prima di mandare la canzone, è stata un po' una rottura di un tabù che mi ero autoimposto, cioè di non portare canzoni power metal, anche se questa comunque ha anche delle connotazioni folk e viking metal, appunto perché l'ho sempre considerato un genere molto molto esagerato da un certo punto di vista, per quanto i temi poi risultano sempre molto affascinanti, presi appunto sia dalla mitologia norrena che in generale quella nordica. Chi prende invece magari più ispirazione da quella dei mondi fantastici, fantasy come quelli di Tolkien, e non solo, come possono essere appunto band italiane come Windrose, però l'ho sempre trovato sempre molto molto eccessivo.
molto esagerato come genere. Invece quando si trovano le condizioni giuste, pure io mi sono arreso, ho deciso di portare questo pezzo che appunto parla di uno dei classici della mitologia norrena, cioè uno degli animali mitologici simbolo, quello del drago, classico, un vero classico appunto del mondo della mitologia norrena e non solo. Anche qui in Nord Italia ne abbiamo un sacco di mitologia legata ai draghi, ma soprattutto quella della mitologia norrena. Sono famosi per essere i custodi di grandi e opulenti tesori che nascondono con tutta la loro forza di volontà dagli eroi mitici appunto, come nel ciclo di Beowulf. Se ne parla di questi grandi eroi norreni che cercano di sconfiggere il drago e di conquistare questi grandi ed enormi tesori. E ovviamente davanti a soprattutto come una persona come me, grande appassionata del mondo fantasy, una canzone con un tema del genere non potevo che non portarla, anche se ogni volta che finisci di ascoltare una canzone power metal hai sempre quella voglia un po' di cavalcare un drago e di viaggiare per le avventure più fantastiche in mondi di ispirazione tolkieniana. Ed ecco, appunto è di questo che parla essenzialmente questa canzone, cioè di un eroe mitologico che si reca in una tana di un drago appunto per cercare di sconfiggerlo e di appropriarsi del tesoro che sta custodendo. E diciamo che i tir comunque ci aggiungono un pizzico di critica anche a quello che è l'avarizia e al senso di materialismo che c'è nel mondo moderno, perché un altro dei temi cardine della musica power, folk, viking, metal appunto è un po' il rifiuto di quello che è il mondo moderno, e quindi di una glorificazione di quello che è il passato, della propria storia, della propria cultura, della propria mitologia. Appunto c'è un'esaltazione della figure dei guerrieri, degli eroi, di questi mondi appunto che non esistono più, di cavalieri, di eroi e di regni medievali. E appunto questo è un altro dei temi cardine di questo genere, che rappresentano un po' il suo rifiuto della modernità, appunto del mondo moderno e di un'esaltazione di valori antichi e di mondi che non esistono. Poi soprattutto nel nord Europa questo si fa anche molto forte, insieme a un rifiuto anche della religione cristiana, appunto per un ritorno ad antiche religioni, all'antica religione norrena. Non a caso il viking metal è un genere che è stato inventato appunto da Bathory, che appunto ha realizzato il primo disco viking, che è appunto una glorificazione dell'uomo norreno contro l'invasore cristiano. Ed sono questi essenzialmente i motivi che mi hanno spinto a rompere questo tabù e a portare in questo caso una canzone power metal. Chissà, magari succederà altre volte, magari no. E ora chiedo alla regia di andare con l'ultimo pezzo della giornata, il pezzo Crossroads. E perdonatemi se oggi lo devo leggere, però il titolo è lunghissimo, il nome dell'artista è piuttosto difficile essendo armeno, quindi mi concederete di leggerlo un secondo. Quindi andiamo con The Curse o Blood of Innocent is Spilled di Tigran Amayasyan.
Ed eccoci qui tornati dopo l'ultima canzone di oggi, appunto il pezzo Crossroads della settimana. Ecco, quindi un pezzo, diciamo, decisamente sperimentale di questo talentuoso pianista armeno che combina elementi decisamente diversi, dalla musica classica alla musica anche popolare armena, per quello che è il titolo a cui si ispira, diciamo, un'antica leggenda, questo caso armena appunto, ma anche con elementi più rock e metal moderni ispirati a band degli anni 70 e 80 con cui lo stesso artista ha dichiarato di essersi ispirato appunto per le sue opere. Ed ecco appunto quello che è il tema, la base della canzone, che anche questo è un pezzo strumentale, quindi senza un brano, un testo, appunto si va a ricercare nel titolo ed è anche questo ispirato a una leggenda armena in questo caso, appunto dove c'è anche in questo caso un eroe che viaggia tra i mondi, tra i vari mondi per cercare appunto un uccello magico che permette di portare la pace e la serenità nel mondo, ecco, e in questi mondi che sono un po' tutti in conflitto, dove appunto pieni di sofferenza, pieni di odio, pieni di gente che ogni giorno si sacrifica ogni giorno per diciamo per quello che è una sofferenza e un male più grande. Appunto, una volta questo eroe viaggia tra i mondi, tra questi diversi mondi, per cercare questo uccello magico che gli permette di portare appunto la serenità, cioè una volta che questo uccello viene catturato e poi liberato, porta la serenità, la pace e la giustizia nei vari mondi. Appunto questo qui anche sta a dimostrare un po' che quello che è l'effetto karmico di questa leggenda, appunto una specie di credenza nel karma, appunto, che deriva da questa leggenda armena. E secondo me la bellezza appunto del pezzo sta proprio qui, per essere un mix incredibile di elementi più moderni e elementi che vengono presi dalla tradizione, e anche con degli elementi di musica classica, oltretutto un po' alla prima volta anche che li porto, quindi è un first ever. Però purtroppo per oggi abbiamo finito. Vi ricordo ovviamente l'appuntamento sempre qui giovedì dalle 3:30 alle 4:30 qui su Radio Libertà per Crossroads, il lunedì per i Barbari Eleganti. Io vi saluto, alla prossima settimana, e come sempre vi ricordo di sintonizzarvi qui su Radio Libertà, perché la musica non muore mai. Avete ascoltato Crossroads. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.